Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Siamo nella seconda parte, come avete visto abbiamo ospite Ludovico Dodi che è stato protagonista di un episodio che vedete che sul titolo in Prato alla Valle nella giornata di chiusura ha destato ovviamente molte polemiche, ovviamente, e abbiamo cercato di chiarire con lui quella serata, come è nata, come l'ha vissuta e come poi è terminata e come tutte le cose quando non vanno bene è rimasto da solo a subire le critiche e ovviamente la parte più difficile da gestire che potesse avere. Invece torniamo a lei, lei è un attore, giusto Ludovico? Sì, sono diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica. Anche doppiatore mi diceva prima. Negli ultimi anni ho fatto del doppiaggio, sì. Che lavori ha fatto sotto l'aspetto di attore? Io ho fatto solamente delle rappresentazioni teatrali diversi anni fa, poi ho smesso perché come appunto le dicevo poi mi sono occupato di realtà commerciali e ancora a fine Quindi 2019. lo fa per hobby, possiamo dire lo fa per hobby attualmente? No, io l'ho sempre fatto da professionista e sono pronto anche a rimettermi, diciamo, in pista, perché adesso sperando, incrociando le dita, il Covid è passato eccetera, mi piacerebbe ritornare magari non più nel teatro ma magari anche in ambiti televisivi, radiofonici, cose di questo tipo, che li sento. Insomma c'è una vetrina qui in questa trasmissione che la ringrazio, è parecchio vista, quindi ovviamente ha la possibilità di mettersi in mostra. Comunque no, sì, per precisare, non solo l'imitatore di vari personaggi, ma ho fatto anche appunto teatro in modo impegnato nelle parti più serie. Adesso che siamo qui possiamo scherzare anche sopra, vedere. Sì. Lei diceva che è anche un imitatore, sa imitare. Chi sono i personaggi più o meno che le vengono meglio come imitazione? Allora, Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Antonio Di Pietro. Ah, tutti politici? Sì, ma anche il Gabibbo. Il personaggio di da dove cominciamo? Da Berlusconi? Come vuole lei? No, io le chiedo, lei faccia. Sì, io abbiamo ospite Berlusconi, è ritornato alla grande in politica, sembrava smettesse, invece è ritornato, addirittura ha detto che per l'anno prossimo potrebbe prendere il 20-30% dei voti della popolazione. Forza Italia ritorna alla grande, quindi? Guardi, caro dottor Borile, le dico che io ero intenzionato a lasciare la politica attiva a un delfino, avevamo trovato Alfano e poi si è rivelato un tonno in scatoletta, per dedicarmi all'Università della Libertà e poi, come lei ben sa, io ho una passione per il gentil sesso, tant'è vero che... Questo lo sappiamo. Sì, è venuto proprio, è emerso recentemente un sondaggio in cui veniva chiesto a un campione di signore se trascorrerebbero una notte d'amore con il presidente Berlusconi. Il 33% ha risposto di sì, il restante 67% ancora. Insomma. Senta, al di là di tutto, insomma, ritornare in politica con ovviamente velleità davvero da vincitore, però l'età incombe, quindi non può essere affaticato vista l'età. L'età, le dico, il mio medico personale, il professor Zangrillo, secondo un'analisi che mi ha fatto globale sul mio, a livello psicofisico, di tutte le mie funzionalità, è emerso che io ho un'età biologica di 58 anni, quindi io credo che sono come solitamente si definisce, un Highlander. Un Highlander. Senta, lei tra l'altro è stato con tantissimi altri personaggi ovviamente del mondo della politica, dello spettacolo italiano, anni fa, adesso non ricordo bene quanti mi aiuti lei, a festeggiare Maurizio Costanzo Show, i 40 anni di carriera di Costanzo, non ricordo. E quindi Maurizio è un amico. Vuole che lo sentiamo? Se vuole lo sentiamo. No, sentiamo che Maurizio Costanzo, lo sentiamo anche lui, perché lui è un po' particolare, insomma. È sulla breccia da una vita, è uno che crea spettacoli assieme a Maria, insomma ne sta facendo tutti i colori, è ancora sulla breccia, quindi complimenti, tutti giovani, insomma, dunque sono contento perché in mezzo ai giovani...
Buonasera, buonasera a tutti, bentornati al Primus Inter Pares, una trasmissione diciamo che mi ricorda un po' Maurizio Costanzo. Sono lieto da Giorgio, ci conosciamo da molti anni. Questa è un'intervista, mi viene in mente Pippo, si è fatta notte pure dalla parte tua, dove si intervistava una sola persona, però Costanzo stasera poi c'è sta il Primus, ci sono un parterre di ospiti di solito. Ah beh, sicuramente. Ma senta Costanzo, con Maria come va? Maria, Maria è sempre impegnata, mi sostiene, è il lavoro che ci salva, insomma, perché qualcosa con amici, un sacco di cose, ma nonostante la pandemia siamo stati incapaci di stare sempre sulla breccia, sulla cresta concludendo, Costanzo, nelle sue trasmissioni sono venuti, come dicevo, politici, magistrati. È venuto il concerto Di Pietro. Non si capisce. È venuto Di Pietro nelle sue trasmissioni anche, no? Di Pietro, sì, è venuto pure Di Pietro. Vuole salutare che Di Pietro, ma festeggiamo i 30 anni di Mani Pulite a Tangentopoli, un periodo abbastanza, diciamo, controverso. Allora, Di Pietro, andiamo a Di Pietro, come mai è sparito alla scena? Magistrato, poi politica, aveva preso molti voti, adesso è sparito anche lei. No, mica vero. Se mi avrebbero invitato, io ci sarei pure venuto. Se alla fine è il sistema della politica, che se io sarebbe stato invitato, come le dico, ma c'è stata questa discussione della riforma della giustizia. Il caso Palamara, che da anni che dice che ci sono delle infiltrazioni a livello che c'è un sistema di giustizialismo che avrebbe colpito l'avversario. Questo è vero, io l'ho sempre detto, me ne rendo conto che dopo 30 anni che se si tornerebbe indietro si potesse fare meglio. Senta Ludovico, ritorniamo a noi a dire complimenti in ogni modo, perché poi farlo così in maniera anche non preparata, è stato bravo, perché poi bisogna anche prepararle le cose. E da grande cosa farà Ludovico? Da grande non voglio buttare il bambino con l'acqua sporca, abbiate pazienza. No, da grande del domani non v'è certezza. Però c'è un progetto suo in mente, per esempio prima sentivo che voleva, prima nel ragionamento che abbiamo fatto, aveva delle idee anche sotto l'aspetto politico, giuste o sbagliate che si siano, però l'importante è averle. Sì, ecco, vuole cercare di fare e di entrare in maniera più pesante nella politica. Cosa vorrà fare da grande? Ma io ho due passioni, la politica e il mondo dello spettacolo. Ho da qualche anno uno spettacolo che in parte è scritto da me e da altre due mani, in cui vi sono all'interno dei morceau di teatro, e dove ci sono anche le imitazioni. È una storia che spero che presto possa, perché sa, finché si fa teatro c'è un regista, c'è una persona che riadatta il testo, che scrive un copione e si va in scena. Quando si fa invece queste cose qui, tipo il discorso di Prato della Valle, oppure quello che io poi ho fatto negli ultimi anni, è un discorso che è molto legato agli autori. Uno come Fiorello Crozza dietro, lui è bravissimo, perché poi comunque io credo che queste cose qui sono delle cose innate. Io ripeto, le improvviso in parte, poi le riporto facendone la caricatura a mio modo di sentire, di vedere, perché comunque l'imitatore, oppure chi fa, ma tutto il mondo dell'arte, chi fa musica, spettacolo, teatro, cioè, è un osservatore della realtà. Quindi si osserva la realtà e si cerca di... È anche un mondo particolare, difficile pure quello. È un mondo molto difficile. Non è che tutto sembra sia facile, però è un mondo come... E io davvero le auguro un grande in bocca al lupo. No, se voleva terminare... No, il mondo, ma adesso tutti i mestieri sono difficili, ma certo, comunque nel caso della politica, se tu vinci le elezioni vieni portato in palmo di mano, sei un dio, sei un grande... Tutte le cose, Ludovico. Anche nella sua, se avesse vinto Peghin, lei sarebbe stato, purtroppo, portato in palmo di mano per quello che ha fatto in Prato della Valle. Sì, lo so. Perché passava da una sconfitta a una vittoria e cambia completamente la vita di uno. E passava, credo, non che uno merito, non di vice, parlo
il comportamento che è stato fatto quella sera non era giusto che meritasse una vittoria, perché dal mio modesto punto di vista è più una sconfitta che una vittoria. Per quello che ho avuto modo di conoscere, una persona comunque squisita, imprenditore, sportivo, padre di famiglia. Non ho detto questo, anzi no. È un amico, quindi pensi lei, quindi sono sicuro che, anzi certe volte il campagna elettorale non l'ho riconosciuto perché per me è un'altra persona. Quindi, sentivo, perché ho visto, prima di venire qui, tra ieri sera e stamattina, mi sono visto un po' di primus inter pares, ho visto che l'altra volta c'erano... C'è stato un po' che avevo gli ospiti, quelli per sì, c'era la Wanda Pellizzari. Sì, quelli eletti e non eletti, sì, certo. Vabbè, insomma, abbiamo chiarito un po' di cose. Ludovico Dodi, grazie di essere venuto, in bocca al lupo per la sua attività professionale, le auguro davvero una fortuna, perché e magari se passa per il comune trova Giordani, magari un suonare il campanello e dire forse abbiamo esagerato non sarebbe proprio del tutto male, quindi il mio consiglio poi lei può fare tutto quello che vuole. Ma non c'è problema. Perfetto. Grazie a lei. Grazie a Ludovico Antonio, perché qui abbiamo una basilica l'altro giorno di Sant'Antonio, quindi l'altro giorno di Sant'Antonio non è mica male. Cioè, no. È una bella, per i padovani è una bella cosa. Insomma. Ho le spalle larghe perché c'ho anche Sant'Antonio che la protegge. Come direbbe, che mi protegge. Mi viene in mente una volta una battuta relativa a Berlusconi, quando il figlio, non so, Piersilio aveva messo la foto con Gesù, vai piano papà, certo. Questa è vecchia. Sì, è una battuta, ricordo. Però le auguro un in bocca al lupo davvero di cuore. Grazie a Ludovico Dodi di essere intervenuto a Primus Inter Pares, invece io vi do appuntamento domani, perché domani sarà una puntata speciale di Primus Inter Pares, perché avremo ospite Flavio Tosi che ci racconterà le verità di quello che è successo in quel di Verona domenica scorsa, quindi non perdete l'appuntamento di domani sera con una puntata particolare di Primus Inter Pares alle ore 21. Grazie, buonanotte a tutti.